No allo sfruttamento del lavoro, l'assessore regionale Scavone in prefettura d'Agrigento per presentare il progetto contro il caporalato. Il commissario dell'ASP traccia il quadro dei contagi Covid in provincia, la situazione non peggiora ma non migliora. Potenziamento degli ospedali di Canicattì e Licata, ok all'atto di indirizzo della Commissione Salute dell'ARS. A Mazzara del Vallo la Kermesse Blue Sea Land, aiuti alle imprese del settore per oltre 1 milione. Libri gratuiti per i poveri del comune di Agrigento, la domanda scade il 15 novembre. A Palma di Montechiaro presentato il progetto della piscina all'istituto Cangiamila. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. No allo sfruttamento del lavoro. L'assessore regionale con delega alle politiche sociali Antonio Scavone in prefettura ad Agrigento per illustrare i dettagli del programma su Supreme volto al contrasto del fenomeno del caporalato. Presenti alcuni degli amministratori comunali che sono coinvolti nel progetto. Si tratta di paesi a vocazione agricola dove il rischio di sfruttamento dei lavoratori nei campi è decisamente elevato. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. L'assessore regionale alle politiche sociali Antonio Scavone è stato ieri in prefettura ad Agrigento per illustrare i dettagli del programma Supreme, Sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate, tra cui la Sicilia, alla presenza di alcuni sindaci coinvolti nel progetto, tra questi quello di Naro, Maria Grazia Brandara, di quello di Campobello di Licata Picone in presenza e in videoconferenza quelli di Ribera, Ruvolo, di Caltabellotta Cattaneo, e del prefetto Maria Rita Cocciufa e dei maggiori rappresentanti delle forze dell'ordine. L'assessore Scavone ha spiegato le finalità dell'iniziativa mirata al contrasto del fenomeno del caporalato nei centri agricoli dove è più alto il rischio dello sfruttamento dei lavoratori nei campi, previsti anche interventi nel settore sanitario con servizi dedicati ai lavoratori migranti e la possibilità di accedere al sistema informativo con l'accesso ai servizi territoriali per offrire delle soluzioni di trasporto e di mobilità al fine di migliorare l'autonomia dei lavoratori e contrastare il ruolo dei caporali. Il progetto Suprema, che è un progetto che viene condiviso dalle 5 regioni del Mezzogiorno, un progetto sostenuto dall'Europa e tra l'altro prevede una serie di interventi che cercano di rispettare, di trattare con correttezza il fenomeno della immigrazione per quanto riguarda gli immigrati regolari e il loro lavoro, in questo caso nelle campagne. Noi stiamo mettendo in campo un progetto che punta a ridurre, a eliminare possibilmente i fenomeni di caporalato, punta ad assistere anche questi immigrati irregolari che lavorano nelle nostre campagne e che spesso non hanno tutela nemmeno nei confronti del problema della salute, tutela legale, tutela amministrativa, non hanno possibilità di orientamento in quello che è la nostra società, con una serie di interventi che vanno a colpire i fenomeni che poi determinano questa condizione. Ad esempio l'arruolamento, noi sappiamo che questi immigrati vengono arruolati attraverso pulmini spesso sgangherati e pericolosissimi che li raccolgono nei rifornimenti di benzina o a margine delle campagne per portarli a lavorare in nero. Noi interveniamo con una serie di van, 9 posti, gestiti direttamente da noi in maniera tale che possiamo attraverso questo fenomeno, senza azioni di polizia che vogliono danneggiare nessuno, e però arruolare queste persone e orientarle correttamente. Una grande iniziativa di pulizia che punta a individuare anche le aziende che possano essere iscritte in quello che è il percorso di RELAC, cioè della rete agricola di qualità. Noi pensiamo come Regione Sicilia a un bollino etico, cioè il nostro prodotto che è un prodotto di qualità, e lo è perché è prodotto a una latitudine straordinaria, prodotto da aziende che lavorano bene, deve essere promosso anche attraverso un bollino etico. La Sicilia si candida a essere non solo terra di incrocio, di migrazioni, di movimento, di cultura e di storia, ma anche terra di
correttezza, sulla terra di legalità. È previsto anche un'assistenza sanitaria? È prevista l'assistenza sanitaria con strutture nelle quali ci sarà il medico, ci sarà lo psicologo, ci saranno i mediatori culturali, ci saranno tutte quelle figure che oltre a dare assistenza sanitaria possono dare anche equilibrio psicologico ovviamente e sostegno di inserimento inclusivo agli immigrati. Si tratta di un progetto che è stato illustrato dall'assessore regionale Scavone, assessore alla famiglia, alle politiche sociali e del lavoro, che costituisce un primo importante contributo per supportare gli immigrati irregolari stagionali che svolgono attività stagionali soprattutto nelle nostre campagne. Sono stati scelti 5 territori che sono quelli dove c'è una presenza significativa di questi immigrati. Si tratta di servizi sanitari e di servizi di trasporto. Questi ultimi sono molto importanti, soprattutto per cercare di contenere, di contrastare adeguatamente il fenomeno del caporalato. Siamo stati individuati dall'assessorato regionale, di questo li ringraziamo, e devo dire insomma che è un progetto che viene incontro a quella che è una vera cultura dell'integrazione dell'amico, del fratello extracomunitario che viene regolare, che viene a lavorare nei nostri territori. Ecco, come dicevo anche prima, è un problema culturale essenzialmente, perché noi da cattolica non posso non essere favorevolissima al discorso dell'accoglienza, un'accoglienza che va fatta con i fatti sul campo e non solo con i titoloni e i paroloni, né in un senso né nell'altro. Ci sono delle persone che sfidano tutto per venire, per fuggire dalle loro terre, per venire da noi, ma io mi riferisco, come si riferisce il progetto, ai regolari. È giusto che trovino la stessa accoglienza che viene riservata ai nostri concittadini. Del resto hanno pensato bene con questo progetto di individuare dei minivan per poterli trasportare nelle campagne, ma mettere anche a disposizione un'equipe formata da un medico, da uno psicologo, da un operatore legale, da un mediatore culturale, in maniera tale che abbiano dei punti di riferimento certi e sicuri e competenti. E quindi sono certa che questo sarà un progetto che anche sotto la supervisione della prefettura infatti ringraziamo per questo Sua Eccellenza il Prefetto, anche per l'umanità che mette nel suo veramente incredibile impegno per questa provincia, e noi siamo felici di questo e faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per poter andare incontro per la riuscita di questo progetto. Esercitavano la professione in nero anche fuori dall'ospedale, sospesi 3 medici, c'è il servizio. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno dato esecuzione nelle scorse ore ad un'ordinanza di applicazione di 3 misure interdittive della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 3 medici ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di peculato e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. Le attività investigative condotte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Messina Sud hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del primario dell'unità operativa complessa di neurochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina ed un dirigente medico di neurochirurgia del Policlinico Universitario Martino di Messina, destinatari della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria di 1 anno, in merito a violazioni della normativa in materia di attività libero professionale intramuraria realizzata attraverso l'espletazione di visite specialistiche sia presso gli studi interni dei rispettivi ospedali che in laboratori esterni siti in Canicattì ed Agrigento, richiedendo e ricevendo per le stesse pagamento in contanti, omettendo di rilasciare ricevuta e senza versare all'azienda sanitaria la percentuale dovuta in base al rapporto di esclusività di impiego con la struttura pubblica d'appartenenza. Contemporaneamente le indagini hanno coinvolto anche il primario dell'unità operativa complessa di neurochirurgia del Policlinico di Messina, destinatario della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per mesi 6, il quale, con l'ausilio di un'infermiera del citato reparto e attraverso l'utilizzo del sistema informatico ospedaliero, incrementava la propria percentuale di visite ambulatoriali, in realtà mai effettuate,
al fine di continuare a percepire un'indennità economica, quest'ultima subordinata alla parità tra attività istituzionale e attività intramuraria. Covid, contagi stabili in provincia. Questo si traduce in una buona ed in una brutta notizia. La situazione non peggiora, ma non migliora. Vediamo. Ultimo appuntamento con l'aggiornamento sul monitoraggio Covid nella nostra provincia del mese di ottobre. E allora vi confermo che anche questa settimana il virus continua a rimanere fra di noi perché non riusciamo a scendere al di sotto dei 250 positivi a settimana, quindi il concetto che il virus è in mezzo a noi dobbiamo sempre tenerlo presente, e questo ovviamente ha delle ricadute sul comportamento che noi dobbiamo tenere nei rapporti che abbiamo con i nostri cari, con le persone con cui ci incontriamo. Vi dico subito anche sotto l'aspetto dei ricoveri, Ribera, sempre l'unico ospedale Covid in questo momento, ha 4 persone in medicina e 2 in rianimazione. Quindi la situazione è stabile per il basso, però diciamo che ancora è sotto controllo. Per quanto riguarda il monitoraggio delle vaccinazioni con le quali stiamo procedendo, vi ricordo che è iniziata la terza dose. Allora vi posso dire che questa settimana abbiamo fatto 1725 terze dosi distribuite nei vari comuni. Diciamo che sono numeri che non sono esagerati, ma abbiamo ancora dei target, cioè possiamo vaccinare solamente le persone che sono fragili, gli over 60, ma adesso, per quello che sono le notizie nazionali, ci avvicineremo alla vaccinazione di tutta la popolazione. Ovviamente le priorità, scusatemi, sono quelle che sono state indicate dai nostri ministeri e dalla Regione. Per quanto riguarda la situazione nei comuni, vi ricordate che abbiamo 3 comuni in difficoltà. Dei 3 comuni in difficoltà noi abbiamo Licata, che ha recuperato al 75% di prime somministrazioni, il 70% di immunizzazione completa. Palma di Montechiaro è arrivata quasi al 74% di prima somministrazione, è andata al 67% per quanto riguarda le immunizzazioni, mentre Ravanusa ha raggiunto il 71 e il 72% di prime somministrazioni e non è ancora al 70% per quanto riguarda le seconde dosi. Ovviamente qui bisogna ancora continuare con l'azione che abbiamo nei confronti della popolazione, e vorrei fare una raccomandazione perché abbiamo visto che c'è stato uno stop per quanto riguarda gli studenti, ed è invece un target importante per limitare la diffusione della pandemia e quindi del virus. Un'osservazione sulle terze dosi, ve la dico perché può essere utile per conoscenza di tutti noi. Noi sappiamo che la prima dose ci dà una prima stimolazione immunitaria, una stimolazione immunitaria che non si mantiene costante nel tempo ma decresce nell'arco di poche settimane, tant'è che, se ricordate, alla terza settimana o alla quarta, dipende dal vaccino, si fa la seconda dose. La seconda dose ha il vantaggio per noi di mantenere una risposta immunitaria importante e abbastanza stabile. Però abbiamo sempre detto che si può rimanere positivi anche con la seconda vaccinazione. Già quello che è successo in altre nazioni, Israele in primis, ci ha dimostrato, quindi non sono ipotesi, che con la terza dose, oltre ad avere una immunizzazione stabile e quindi una difesa immunitaria costante, noi riusciamo a ridurre, se non ad azzerare, quindi ridurre di gran lunga o ad azzerare la possibilità di diventare positivi. Quindi la seconda dose ci protegge dalla malattia, dalla terapia intensiva e quindi ovviamente anche dalla morte. La terza dose, fatta l'esperienza dei paesi che l'hanno fatta, Israele in primis, ci consente anche di ridurre la positività e quindi ci consente il fatto di proteggerci in toto dal virus. Vi lascio ricordandovi che la variante Delta, ma anche la Delta Plus di cui sentite parlare in Alta Italia è già presente, è molto sensibile ai nostri vaccini, quindi i vaccini ci proteggono, però ha la caratteristica di diffondersi maggiormente per aerosol, quindi è importante avere le mascherine e aerare i locali.
Si potenziano gli ospedali San Giacomo d'Altopasso di Licata e Barone Lombardo di Canicattì. Ad approvare all'unanimità l'atto di indirizzo è stata la Commissione Salute dell'ARS. Si tratta di un documento che impegna il governo regionale a garantire il potenziamento dei 2 presidi ospedalieri. A darne notizia sono la Presidente e il Vicepresidente della Commissione Salute dell'ARS, Margherita La Roccaruvolo e Carmelo Pullara. In particolare l'assessorato regionale per la salute dovrà adottare tutte le misure idonee, si legge nella risoluzione, a garantire la piena copertura delle piante organiche mediante il celere svolgimento delle procedure concorsuali a tempo indeterminato per i posti vacanti. Prevedere nelle more dell'effettuazione dei concorsi l'adozione di un'efficace turnazione dipartimentale, garantire la necessaria copertura assistenziale alla sala gessi e alla stenteria e l'attuazione del progetto Il parto con il sorriso nel presidio di Licata. Cerimonia di giuramento questa mattina degli assessori che compongono la giunta comunale di Favara del sindaco Antonio Palumbo. L'ultimo atto che dà l'operatività alla nuova amministrazione comunale, iter che si concluderà con la prima seduta del Consiglio Comunale ed il giuramento dei nuovi 24 inquilini dell'aula Falcone e Borsellino. Il sindaco Antonio Palumbo ha nominato suo vice Antonio Liotte e ha assegnato le deleghe ai 7 assessori, trattenendo per sé quelle al personale legalità e trasparenza. Si spacciano per operai di una nota società elettrica indossando un giubbotto da lavoro con tanto di logo, ma sono dei malviventi che con questo inganno sono riusciti ad entrare nell'abitazione di un pensionato di 91 anni di Palma di Montechiaro. Hanno malmenato e rapinato l'anziano derubandolo di ben 4.500 euro, degli autentici subdoli criminali di cui si stanno occupando i carabinieri della stazione cittadina. L'obiettivo dei militari non può che essere uno soltanto: riuscire a fare rapidamente terra bruciata attorno ai rapinatori che hanno appunto anche picchiato l'anziano. Quanto accaduto a Palma di Montechiaro non è il primo caso, né forse sarà l'ultimo. Ciclicamente un po' in tutta la provincia si registrano fatti del genere. C'è chi si spaccia per impiegati del comune dell'ASP, chi si paventa quale operai di aziende elettriche o della telefonia e chi addirittura si professa telefonicamente per un appartenente alle forze dell'ordine. Vittime privilegiate a loro malgrado gli anziani che vivono da soli, pensionati che sono bersagli facili e che dei soldi in casa per loro forma mentis ce li hanno sempre. Ieri sera, intorno alle 21:40, lungo viale della Regione a Caltanissetta, il sindaco Roberto Gambino è stato aggredito in strada, prima verbalmente e poi fisicamente, da un uomo di 51 anni. Il primo cittadino era a piedi in compagnia di 2 persone. L'aggressore, con precedenti dello stesso genere, è stato subito bloccato dai poliziotti di una volante già sul posto come presidio. È stato arrestato l'uomo per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il sindaco Gambino non ha subito ferite di rilievo, nessun referto. Tentata estorsione nei confronti di un amministratore pubblico, minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal metodo mafioso con la chiara volontà di compiere agguati ai danni delle forze dell'ordine e ricettazione e detenzione di armi da fuoco. Con queste accuse, nel corso dell'operazione Maestro, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere del GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di 3 persone: Antonino Lobue, 52 anni, e i fratelli Francesco e Pietro Pecoraro, rispettivamente di 63 e 57 anni, tutti residenti a Roccapalumba. Lobue è accusato di tentata estorsione a un amministratore pubblico e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, entrambi aggravati per aver agito con modalità mafiose. I 2 fratelli sono accusati di ricettazione e detenzione di armi da fuoco. E i carabinieri di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla procura un pensionato di 73 anni per omessa custodia di armi. Lui, proprietario di un fucile da caccia, ha consentito che il nipote minorenne impugnasse l'arma affinché, ha spiegato, si allenasse un pochino e si divertisse. Il nipote non ha esitato e ha iniziato a sparare in aria o contro gli alberi in un terreno del villaggio Mosè.
Alcuni se ne sono accorti e hanno telefonato al 112. I carabinieri, giunti subito sul posto, hanno sorpreso il ragazzino ancora intento a divertirsi sparando. Poche ore dopo i carabinieri hanno notato del fumo sollevarsi dallo stesso terreno. Sono tornati sul posto e hanno colto lo stesso pensionato impegnato a bruciare rifiuti. Anche Eternit è stato denunciato così una seconda volta per combustione illecita di rifiuti. Ladri in azione in via Largo Aosta a Canicattì, dove una pensionata settantenne è stata derubata dell'automobile. La donna aveva parcheggiato la sua Renault Modus in un parcheggio nelle adiacenze dell'abitazione. Durante il tragitto a piedi per raggiungere casa le sono cadute le chiavi dell'auto a terra. Qualcuno, probabilmente vedendo l'intera scena, piuttosto che riconsegnarle, ha ben pensato di prenderle e mettere in moto il mezzo a quattro ruote rubandolo. A fare la scoperta è stata la pensionata che in un primo momento, non vedendo la macchina, aveva addirittura pensato di essersi dimenticata il posto in cui l'aveva parcheggiata. Poi ha capito di essere stata derubata, così si è presentata al commissariato di Canicattì denunciando l'episodio. Al via le indagini. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ieri sera alle 21:14 nel canale di Sicilia. Il sisma si è verificato a 31 km dalla costa di Lampedusa ad una profondità di circa 10 km. Non si segnalano danni nell'abitato dell'isola. A Mazara del Vallo il Blue Sea Land, l'Expo dei cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente. La kermesse è giunta alla 10ª edizione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Seconda giornata del Blue Sea Land a Mazara del Vallo, che ha registrato tante iniziative, tra queste un importante accordo sottoscritto con il Ghana. Esportare il modello del distretto della pesca e della crescita Blue COSVAP in Ghana per ammodernare il comparto della pesca del paese subsahariano. Questo è l'obiettivo del documento firmato nell'aula della giunta municipale del comune di Mazara del Vallo, sottoscritto dai componenti della commissione di gestione del progetto d'avvio. A guidare la delegazione del Ghana il ministro della pesca e dell'acquacoltura del paese africano Mavis Awa Komson, accompagnato dai tecnici e dirigenti del ministero ghanese. Per la parte italiana hanno firmato Nino Carlino, presidente del distretto COSVAP, Alberto Pulizzi, dirigente generale del Dipartimento Pesca dell'assessorato regionale all'agricoltura, Giovanni Basciano, presidente del centro di competenza distrettuale, e Andrea Santulli, componente dell'Osservatorio del Mediterraneo. Intanto, sempre nella giornata di ieri, il sottosegretario di Stato alla pesca, onorevole Battistoni, presente al Blue Sea Land per il dibattito sul futuro della pesca nel Mediterraneo. Per il sottosegretario dipende da noi, dobbiamo verificare se è anche il caso di cambiare strategia per affrontare in maniera forte e sostenibile le nuove sfide che ci vengono proposte dall'Unione Europea. Siamo con il sottosegretario Battistoni, oggi un importante incontro sul futuro della pesca nel Mediterraneo con l'assessore regionale Toni Scille, rappresentanza del governo regionale, e col sindaco di Mazara del Vallo per discutere le questioni della pesca del Mediterraneo che purtroppo sono sempre di tremenda attualità. Sì, ma noi siamo qua e abbiamo voluto essere qua in Sicilia in generale proprio da una prima mia visita fatta a Palermo nella sede della regione siciliana, e parlando proprio con l'assessore Scilla abbiamo fortemente voluto gli stati generali della pesca qua. Li abbiamo fatti a Catania anche in questo periodo non bello, tra l'altro esprimo nuovamente la mia vicinanza a tutta la città di Catania, ma anche alla Sicilia in generale, quindi per quello che purtroppo c'è stato qui negli ultimi giorni. Abbiamo voluto dare un segnale forte proprio perché ci siamo visti con le associazioni di categoria, con i sindacati, con gli operatori del settore, con le istituzioni, per parlare del futuro della pesca in vista del nuovo FEAMP. Stiamo raccogliendo ancora indicazioni, questo lo vogliamo fare proprio per farci trovare pronti alla prossima discussione con l'Unione Europea. Sono venute fuori interessanti proposte, c'è stata la presenza costante del Ministero qui con i massimi vertici, sia il dottor Abate che il dottor Vigillo, che ancora oggi è qui con me. Vogliamo dare un segnale forte di vicinanza, ma vogliamo farci trovare pronti alle nuove sfide, anche perché dobbiamo avere anche il coraggio di fare autocritica
vedere ciò che ha funzionato, ciò che non ha funzionato e insieme agli operatori del settore trovare questa forza anche per poter cambiare. Assessore Scilla, quanto è importante l'interlocuzione fra la pesca siciliana e il governo nazionale affinché possano risolversi questi problemi legati al Mediterraneo, alla pesca, agli areali di pesca che sono sempre più ristretti? Ma devo dire anche, partendo dalla città di Mazara, la città di Mazara comunque ha un ruolo essenziale e strategico nel Mediterraneo, è stata e sarà sempre la capitale della pesca del Mediterraneo. Questa nuova sinergia politico-istituzionale con il governo nazionale, con il sottosegretario di Stato al MIBAF, senatore Battistoni, che voglio ancora pubblicamente ringraziare per aver scelto di fare svolgere gli stati generali della pesca proprio qui in Sicilia a Catania. Stiamo lavorando con competenze e con prospettiva, perché sappiamo che ci sono delle sfide da vincere soprattutto a Bruxelles, e per fare questo, ripeto, serve avere il contatto diretto chi opera quotidianamente per portare avanti questo settore. Quindi sia a Catania sia in questa 5 giorni del Presidente questo incontro, confronto, se serve anche scontro, no? Tra le diverse componenti, quindi gli imprenditori, i pescatori, l'associazione di categoria, i sindacati, deve servire per far uscire fuori quelle proposte che devono diventare la soluzione in un settore che, ripeto, fondamentale, che produce un PIL non indifferente e che assicura posti di lavoro vero. Per quanto riguarda poi la Sicilia è sicuramente strategico, è al centro della nostra azione politica amministrativa. Se vogliamo disegnare un futuro migliore per la Sicilia e i siciliani, non possiamo che partire dall'agroalimentare con la pesca assoluta protagonista. È una manifestazione ormai rodata e che purtroppo l'anno scorso ha registrato nel 2020 il fermo da un punto di vista della presenza, perché è stata realizzata tutto da remoto. Sostanzialmente il tema è quello della sostenibilità economica, della blue economy, dell'economia circolare e in ogni caso quello di mettere a sistema tutte le sinergie che ci sono in materia economica nel Mediterraneo, dicendo che il Mediterraneo sostanzialmente è un'area unica non solo di scambio ma anche di ottimizzazione delle economie e di anche reggimentazione di diverse etnie, di diverse culture religiose che ci sono. Quindi la rassegna andrà avanti per 5 giornate, è organizzata presso il comune di Mazzara del Vallo, che da un certo punto di vista è capitale rispetto alla centralità del Mediterraneo, partendo dalla pesca ma andando anche ad altre attività produttive ed economiche in genere, e quindi speriamo che questa attività in presenza, che sposa anche il tema della ripartenza di tutte le attività economiche, possa registrare il consenso dei vari operatori, dei buyers e anche delle rappresentanze diplomatiche che ogni anno intervengono a questa rassegna. Un'ultima domanda, Blueseland non è solo convegnistica ma anche show cooking, un momento anche per parlare della nostra enogastronomia. Come regionale degli affari extraregionali siamo occupati sostanzialmente di organizzare tavoli di partenariato e i vari incontri, in particolar modo per le rappresentanze dei dipartimenti della Regione Sicilia. Chiaramente in particolar modo il Dipartimento della Pesca e il Dipartimento delle attività produttive metteranno poi a sistema alcune attività che riguarderanno anche show cooking, quindi aspetti enogastronomici, aspetti legati proprio all'economia delle nostre tradizioni locali. Pesca, aiuti alle imprese per oltre 1 milione, pubblicata la graduatoria provvisoria. Si tratta di uno dei 3 bandi riservati al settore. L'intervento è finanziato con risorse del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Arturo Cantella. Sono 14 le imprese siciliane di acquacoltura ammesse al finanziamento per un totale di circa 1.200.000 euro. Pubblicata infatti la graduatoria provvisoria degli aiuti per il sostegno economico alle imprese di pesca e dei relativi equipaggi e imprese di acquacoltura della regione, colpite da crisi economica legata all'emergenza Covid. Ammontano a circa 1.200.000 i fondi destinati alle imprese della misura 2.55, misure sanitarie per l'acquacoltura, ammesse per un importo massimo erogabile di almeno 270.000 euro ciascuna azienda di acquacoltura.
Le imprese non ammesse avranno 10 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto per presentare eventuali osservazioni. L'importo del contributo ammesso sarà definitivamente quantificato dopo le necessarie verifiche e al termine dell'esame sarà pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse al sostegno economico. Il governo Musumeci va incontro alle imprese dell'acquacoltura per dare ossigeno a un comparto che ha subito grandi davi economici, dice l'assessore regionale alla pesca mediterranea Toni Scilla, al fine di mitigare la perdita di reddito causata dalla pandemia. Si tratta di uno dei 3 bandi riservati alle imprese ittiche e a tutta la filiera che va dalla pesca all'acquacoltura, passando per il comparto della trasformazione predisposti dall'assessorato regionale alla pesca mediterranea. L'intervento è finanziato con il ricorso del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP attraverso una riprogrammazione del piano finanziario del programma operativo regionale 2014-2020. Proprio oggi è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per quanto riguarda il sostegno Covid alle imprese dell'acquacoltura, della pesca e anche della trasformazione, intervenendo proprio con una compensazione. E nel settore dell'acquacoltura la compensazione tiene conto proprio della perdita del fatturato, che poi viene ridotta per percentuali, ma che comunque dà sostegni di non poco conto, non è un modo di fare così tanto per fare, ma è qualcosa di concreto e effettivamente che sostiene per quel che può le mancanze che sono venute a creare soprattutto nei primi mesi con l'acquacoltura e per il pescato anche. Uno degli incentivi che voi sostenete anche con le misure del PSR è quello della pesca turismo, no? Sì, e con il FEAMP la misura 1.30 che riguarda soprattutto la possibilità di adattare le proprie imbarcazioni, ma anche eventuali fabbricati appartenenti ai borghi marinari per fare ricezione, per attirare i flussi turistici, ma soprattutto per distrarre il pescatore dall'azione di pesca, in maniera tale che dedichi meno tempo alla pesca e più tempo a quelle attività di diversificazione che consistono soprattutto nel creare servizi ai flussi turistici. La CGIL critica il DEF 2022-2024, il documento di economia e finanza predisposto dal governo regionale. Dicono va revisionato. C'è il servizio. Abbiamo fatto una denuncia molto chiara, così come a livello regionale, che queste risorse che dovevano servire a ridurre la forbice nord-sud, a ridurre il gap infrastrutturale, economico, socio-economico fra nord e sud, come ci ricordava un economista qualche giorno fa, rischia di allargarlo in maniera preoccupante, perché mentre al nord si sta velocizzando questa fase di progettazione, al sud siamo in presenza dei 31 progetti bocciati della parte della progettualità del settore idrico. E siamo fortemente preoccupati quindi che tutta la progettualità del PNRR e dei fondi europei 2021-2027, ci sono 9 miliardi per la Sicilia, sono cifre importantissime, rischiano di non avere quella progettualità fondamentale. Di chi è la responsabilità? Il Presidente Musumeci, la Regione ha detto qualche settimana fa relativamente a quei 31 progetti bocciati, non abbiamo il personale adeguato, idoneo per poter preparare la progettazione, ma è una risposta grave perché da decenni in realtà la Sicilia è costretta, suo malgrado, a tornare indietro risorse importanti dalla Comunità Europea. Sì, il Presidente della Regione ha detto tante cose sbagliate, ma una c'è ed è reale. Da un lato quindi c'è la Regione Sicilia che deve costruire un ragionamento regionale nell'attrazione nei 6 assi nazionali del PNRR, oltre che dei fondi europei, le scelte politiche, cosa che non ha fatto. Poi c'è l'aspetto della burocrazia. Non c'è dubbio che noi abbiamo un'esigenza a livello centrale e a livello degli enti locali, perché come i cittadini sanno la progettualità per tutti i vari assi, compresi i progetti della riconversione ecologica, è in capo ed è affidata agli enti locali, non la possono fare le aziende. E qua c'è un problema di evidentemente burocrazia
degli enti locali e regionali che ha bisogno di essere impinguata, che ha bisogno di avere evidentemente una spinta in termini di qualità, perché se no il rischio è che si faccia come i 31 progetti, dove si sta tentando sul piano politico, ma riteniamo che anche sul piano della progettualità si mettono in campo le prescrizioni che a livello nazionale sono state messe in campo per migliorare la progettualità. Questo è un problema serio che fra l'altro molti sindaci anche nella provincia di Messina hanno denunciato. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Il sindaco di Agrigento, Franco Micichè, e l'assessore alla pubblica istruzione Gerlando Principato informano che scadrà improrogabilmente il prossimo 15 novembre il termine ultimo per la presentazione delle domande di richiesta della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. I contributi possono essere richiesti per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie della città ed ivi residenti per l'anno scolastico 2021-2022. Possono accedere al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE inferiore o uguale a 10.632 euro all'anno. Il modello della domanda può essere ritirato direttamente nelle scuole di appartenenza, essere scaricato dal sito del Comune di Agrigento oppure ritirato all'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione in via Atenea 248, dove per altre informazioni rispondono al numero telefonico 0922 59 04 49. Una piscina all'interno dell'Istituto Comprensivo Cangiamila diretto da Eugenio Dorsi. Il progetto è stato presentato al Palazzo degli Scolopi dal sindaco Stefano Castellino. Vediamo. Presentato nei giorni scorsi presso gli uffici del Comune di Palma il progetto che prevede la costruzione di un'ampia piscina all'interno del plesso in dotazione alla scuola dell'Istituto Cangiamila diretta dal dirigente scolastico Eugenio Dorsi. L'incontro è venuto alla presenza del sindaco Stefano Castellino, di Angelo Vullo, dell'architetto Sazzeri, al fine di avviare le procedure, un fatto che certamente fa aumentare notevolmente lo standard qualitativo dell'offerta educativa dello stesso istituto. Il Comune di Palma ha ricevuto per nome e per conto dei 3 istituti comprensivi più Istituto Superiore di Istruzione Giovanni Battista Odierna da parte dello Stato un totale di circa 240.000 euro di contributo e di questo ringraziamo il Governo nazionale per la sensibilità dimostrata. Nello specifico già il liceo Odierna, l'Istituto Superiore Odierna si è attivato con il nostro ufficio tecnico per realizzare delle attrezzature sportive e l'Istituto Cangiamila ci ha presentato un progetto per quanto riguarda la creazione di una piscina nel presso Cangiamila, quartiere Firriato, che il Comune si terrà nel più breve tempo possibile in modo da consentire alla scuola di poter utilizzare quei fondi per realizzare questa importante infrastruttura sportiva che segnerà un ulteriore passo in avanti da parte della nostra comunità e degli istituti scolastici in generale. Cioè, la fruizione sarà per gli studenti, ecco come viene dettagliata? La fruizione evidentemente sarà in questa fase per più che studenti, per i bambini, per i ragazzini, per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Cangiamila, ciò nulla osta che in sinergia con il dirigente scolastico si possono trovare delle condizioni per aprire anche ai non alunni di quell'istituto l'utilizzo di quella infrastruttura. Siamo convinti che oltre a questa realizzazione, quelle realizzazioni sportive dell'Istituto Superiore di Giovanni Battista Odierna e quelle che stiamo realizzando a brevissimo grazie a un finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palma sta continuando quel percorso di crescita verso quel punto di arrivo che è Palma, città dello sport, una città aperta e accogliente che potrà trovare concretizzazione nel giro di pochi mesi. Che tempi di realizzazione abbiamo? Credo che prima della primavera l'Istituto Cangiamila avrà la propria piscina e credo altresì che tra Natale e Capodanno partiranno i lavori di riqualificazione urbana e di nuova creazione di infrastrutture sportive presso il Presso Santi Mattarella.
Si celebra oggi la prima ricorrenza del beato martire Rosario Angelo Livatino. La data di oggi è stata scelta perché il 29 ottobre del 1988, a 36 anni, ricevette il sacramento della confermazione come compimento di un travagliato percorso di fede che abbracciò da adulto con convinzione. La Chiesa Agrigentina, convocata dall'arcivescovo Alessandro Damiano, si ritrova alle 17 in cattedrale per avviare il cammino sinodale diocesano per le linee guida del cammino e le indicazioni pastorali. E 30 anni fa nasceva la DIA, ideata da Falcone. Era infatti il 29 ottobre 1991 quando un decreto istituì la direzione antimafia. Questa sera il film su Rai 3. C'è il servizio. L'antimafia era lì, in Giovanni Falcone, e nella sua intuizione di creare una direzione investigativa attraverso gli occhi dell'amico e braccio destro Giuseppe Ayala, e con loro gli uomini e le donne della DIA, i loro occhi, orecchie, emozioni. Sono questi i protagonisti del film DIA 1991, Parlare poco, apparire mai, scritto da Diana Ligorio con la regia di Leonardo D'Alessandri e prodotto da Rai Cinema, e 42esimo parallelo, in occasione dei 30 anni dall'istituzione della direzione investigativa antimafia, che nacque solo dopo la strage di Capaci. Il film è stato proiettato in anteprima al Cinema Teatro Moderno di Roma, alla presenza di autorità e rappresentanti delle istituzioni. Non è una fiction, non è un documentario, ha spiegato l'autrice in sala prima della proiezione, ma vuole essere un prodotto nuovo, niente di celebrativo né di retorico. Ripercorrere la lotta alle mafie nei 30 anni della DIA e la storia degli investigatori che hanno lavorato nell'ombra, rendendosi invisibili come i latitanti che hanno catturato. Racconta gli uomini e non i vertici. C'è quello stato nascosto, invisibile, che lavora senza far parlare di sé. Per questo ci sono poche sirene, c'è poco rumore. Nel film, come apprendiamo dalla DN Cronos, il magistrato Ayala racconta a Falcone gli investigatori che nella realtà hanno partecipato alle catture di famosi latitanti resi irriconoscibili per motivi di sicurezza, ripercorrono il duro lavoro che li ha portati lontani dalle famiglie, dalla cattura di Leoluca Bagarella all'inchiesta Olimpia sull''ndrangheta sino all'arresto di Francesco Schiavone, Sandokan. Falcone, dico una cosa assolutamente ovvia, è stato un grande innovatore. Il suo metodo ha garantito allo Stato, non solo ai magistrati ma anche alla polizia giudiziaria, dei risultati che sono stati straordinari e che sono sotto gli occhi di tutti e che in passato erano impensabili, ha detto Ayala dopo la proiezione del film. E purtroppo ha pagato con la vita. In quella logica aberrante di questi criminali, quello è il prezzo che purtroppo occorre pagare. Sugli apprezzamenti per la sua interpretazione del film, Ayala ha raccontato: qualcuno mi ha detto hai sbagliato mestiere, ma io facevo il pubblico ministero e lì serviva avere facilità di parola. Non a caso fui scelto, pur essendo l'ultimo arrivato, per rappresentare l'accusa al maxi processo, ma non solo. Il risultato lo portavamo sempre a casa, questo è vero. Il valore di questo filmato è ridare fiducia agli italiani stessi sull'emozione che ha provato rivedendo le immagini della strage di Capaci. Ayala ha così concluso: è una ferita che non si rimargina, sono passati 30 anni ma la ferita rimane. Alla proiezione del film era presente anche Maria Falcone, che parlando del fratello ha sottolineato: Giovanni ha dato tanto a noi tutti italiani e alla giustizia. E così, andando a ritroso, il 29 ottobre 1991 un decreto legge istituisce la direzione investigativa antimafia, un progetto per l'appunto ispirato dal giudice Giovanni Falcone, che unisce la forza di polizia italiana, polizia, carabinieri, guardia di finanza nella lotta alla criminalità organizzata, seguendo il modello dell'FBI americana. Il 24 maggio del 92, all'indomani della strage di Capaci, la DIA diventa operativa, iniziando ad indagare proprio su quell'evento drammatico che segna una ferita incolmabile ed indelebile nel cuore dello Stato. Il film racconta le operazioni investigative della DIA attraverso la voce dei vari agenti operativi che le hanno realizzate, 4 storie, 10 voci narranti e la memoria di Falcone tenuta in vita da Ayala. I materiali d'archivio Rai diventano il punto di vista degli investigatori, sono i loro occhi che rivedono quelle città negli anni in
cui erano operativi. Sentiamo le testimonianze di chi quella guerra l'ha combattuta raggiungendo risultati prima impensabili. La contropartita è stata il successo di molte operazioni, il successo dello Stato, uno Stato finalmente capace di mettere da parte rivalità e divisioni interne per costituire un fronte comune contro le mafie. Sullo sfondo chiaramente le immagini terribili e crudeli dell'attentato di Capaci, le macerie e la disperazione poco dopo l'esplosione, materiali parzialmente inediti mostrati per la prima volta, immagini viste da una nuova angolazione che ancora una volta ci ricordano che la ferita dell'omicidio di Falcone non si è mai sanata. Siamo adesso allo sport, calcio Serie D, si chiude a reti inviolate una gara tesissima al Dino Liotta tra Licata e Real Agro Aversa, che si spartiscono un punto utile a muovere la classifica per entrambe. Giuseppe Cellura. Pareggio giusto tra Licata e Real Aversa, che si dividono la posta in palio al termine di una sfida parecchio combattuta, in cui le due squadre si dividono anche i due tempi, con una prima frazione di marca giallo-blu e ripresa che ha visto venire fuori gli ospiti. Licata subito in pressione e dopo pochi secondi cross di Candiano sul secondo palo, con Lombardo rapido a fermare sull'accorrente Cappello. Grande occasione per il Licata al 14° con cross basso di Talla, che attraversa tutta l'area piccola, non trovando di un soffio sul secondo palo Giannaula. Al 16° il Licata reclama un calcio di rigore per fallo su Giannaulo al centro dell'area di rigore. Per il direttore di gara è tutto regolare tra le proteste del Liotta e della panchina gialloblu. Alla mezz'ora Currò perde palla in mezzo al campo e si spalanca un'autostrada per Chianese che serve Ndiaye, la cui bordata trova la grande risposta di Moschella in corner. Al 35° la migliore occasione da gol per il Real Aversa nella prima frazione di gioco. Sinistro in corsa di Chianese a pizzicare l'incrocio dei pali. Allo scadere, altra palla sanguinosa persa in mezzo dal Licata. Ndiaye si invola, ma al momento di mettere in mezzo trova l'uscita bassa di Moschella a neutralizzare un possibile pericolo. Si chiude senza reti, un primo tempo molto nervoso e con ben 5 ammoniti. Prima situazione da gol della ripresa al quarto con Maico Candiano, che su calcio di punizione dal limite saggia i riflessi di Lombardo proteso in volo alla sua sinistra a deviare. Inizia poi una fase di predominio degli uomini di mister Sannazzaro, capaci di costruire diverse occasioni da gol nel giro di 10 minuti. La prima al 12°, stacco su corner di Chianese da parte di Vincenzo Russo, che trova il tempo a centro area di rigore con palla che sorvola la traversa di Moschella. Al 19°, altra grande occasione da gol ospite, la Manica sfrutta un buco della retroguardia licatese, ma il suo diagonale si perde largo alla destra di Moschella. Al 23°, brivido per il Licata, Ndiaye rientra e scarica un sinistro in diagonale che si perde largo di un soffio. È l'ultimo flash di un match in cui alla fine le due squadre si sono sostanzialmente accontentate del pari. Il Licata sale a quota 11 e domenica trasferta al Fresina di Sant'Agata. Domani al Palamoncada di Porto Empedocle, in occasione della quarta giornata di andata del campionato di Serie A2 di pallavolo femminile, la SEAP Dallicardillo Aragona avrebbe dovuto giocare contro la Futura Giovani Busto Arsizio, che invece ha chiesto un rinvio a causa del maltempo in Sicilia. Il presidente Nino Di Giacomo ha accolto la richiesta e spiega: le condizioni climatiche in Sicilia sono in forte peggioramento e quando la società del Busto Arsizio mi ha chiesto di rinviare la partita non ho esitato un solo istante ad accettare la richiesta. Le nostre avversarie sarebbero state costrette a sobbarcarsi un lungo e rischioso viaggio. È giusto così, l'incolumità della squadra è al primo posto. Stiamo già lavorando per trovare una data disponibile per recuperare la partita, probabilmente il prossimo 8 dicembre per la festa dell'Immacolata. Domenica prossima, 31 ottobre, al Palamoncada di Porto Empedocle, alle ore 18, la Fortitudo Basket Agrigento, reduce dalla vittoria interna contro la Virtus Ragusa, giocherà ancora in casa contro la Virtus Arechi Salerno. La partita è valida per la quinta giornata di campionato. Fortitudo e Salerno hanno entrambe 4 punti in classifica.
Si svolgerà il prossimo 7 novembre al Castello di Mussumeli il primo campionato regionale assoluto di arco e balestra medievale. Durante la giornata di turismo sportivo e rievocazione storica, il maniero chiaramontano si trasformerà in un set medievale con scene di vita, mercatini e figuranti a tema. Ad organizzare l'evento l'associazione antica Quercia, compagnia arcieri e bersaglieri del Castello di Enna, con la collaborazione della Proloco di Mussumeli e la ECS provinciale di Agrigento. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.